Pom 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 pom. Buongiorno, grazie a Calypso per i 26 mesi. Si comincia ad assomigliare. P. E. Grazie a Dante Gamer, buon di gatto e buon day one. Speriamo sia bello. Speriamo sì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Com'è? Allora, abbiamo poco tempo, quindi io inizierei con calma a raccontarvi un po' di cose. Poi se ne riparlerà sicuramente nei prossimi giorni perché il tempo è tiranno. Non volevo parlarvene subito, ma credo che sia corretto iniziare a fare un po' di piani, ecco. Grazie a No Name per la sub e a Birretta Fredda per il tier 2 da 24 mesi. È molto bello tanto quanto ottimizzato col culo. Perfetto, perfetto. Non lo registro tanto, quindi non dovrebbe pesare troppo. Bubu, buongiorno signor Gatto, siamo a 10. Che dice? Me la manda una benedizione per la nuova casa, delle sue per la sua nuova casa, per la tua nuova casa. Grazie, tanti auguri Bubu. Allora, sì, mi ricordo. è finito il Covid e quindi mi è stata fatta la stessa proposta che mi era stata fatta 2 anni fa, poco prima del Covid. Quindi, poi dopo seguiranno migliori e più precisi dettagli. Ovviamente tutto questo significa che i subscriber avranno un circuito preferenziale. Ok? Ok. Mi hanno richiesto di fare parte di un viaggio organizzato per andare in Giappone. Perché il tempo è tiranno? Il tempo è tiranno perché si partirebbe a marzo. Ok? Che è domani praticamente. Io non so se riusciamo a raggiungere le persone che mi ero pronosticato di raggiungere, perché non so neanche se tutti vogliano venire, non so neanche se tutti hanno la pecunia, insomma ci sono un sacco di se, un sacco di un sacco di chissà. Ok, la cifra non ve la dico ancora perché preferisco mangiare un margine da lato mio per mantenere il più basso possibile il tutto, perché tecnicamente sarebbe per partire servono appunto 18-20 persone, nel senso che partiamo, che il viaggio si fa. Oltre quella cifra lì io guadagnerei qualcosa. A me del guadagno me ne frega veramente il cazzo. Quindi preferisco, se si riesce magari, tra
trasferire quel guadagno in più in esperienze extra, portare la mia signora e adesso vediamo un po', perché non mi interessa sinceramente di mettermi in tasca del denaro, perché mi interessa più che altro l'esperienza Giappone e vorrei che come primo giro, come prima ruota, adesso sto guardando i miei appunti, vorrei che andasse tutto bene, quindi non troppe persone. Io pensavo ad un massimo di 30, non di più. Me ne avevano proposte 40, 50, col cazzo. Uno, perché vorrei passare del tempo un po' con tutti. 30 persone sono tante, però sono gestibili, e adesso vedo se si riesce appunto a diminuire un po' la spesa. Non voglio parlare di cifre perché in realtà è ancora tutto molto labile, perché ancora non si è organizzato nulla fondamentalmente. Si parla di una decina di giorni in totale, toglietene 2 di viaggio, rimangono 7-8 giorni in un hotel a 4 stelle con colazione. Mi avevano proposto a cifra inferiore o con più giorni a hotel meno ficcanti, però ho detto, ma non sono più un ragazzino, quindi va benissimo il 4 stelle. Poi verrebbe incluso una cena pagata, una giornata con la guida, una SIM con i dati, la carta per i treni e l'assicurazione. E in più ci sarebbe una navetta che ci porta dall'hotel all'aeroporto, solo a noi. I Royal Canal Ostelli sono ottimi in Giappone. Lo so, ho capito. Però, per la mia prima esperienza da completo ignorante, da persona che va a fiondarsi in culo alla balena, preferisco mantenere un... Posso? Poi non vi costringe nessuno, fortunatamente, a venire con me. Grazie a Maynard, viva la vacanza d'anziani, sono le migliori. Che periodo a marzo? Per esperienza da prima ignorante in Giappone sono andata in ostello e bus notturno. E che ti devo dire? Siamo persone profondamente diverse. Lupetto, e siamo ancora qua. Già, buongiorno, buongiorno, grazie mille. Quindi sì, io direi proprio massimo per quanto mi riguarda 30 persone. Per i costi, allora, per i costi intanto sto veramente ragionando su quante persone far venire, perché è molto importante, non voglio fare un gruppone, ripeto, non mi interessa intascarmi soldi, mi interessa, sì vabbè, partire, poi per la mia signora possiamo anche pagare noi, gliel'ho detto chiaro e tondo, non mi interessa intascarmi alcunché, però mi piacerebbe avere una bella esperienza. Come funziona il tutto? C'è un programma a tappe, nel senso che saremo sempre a Tokyo, e ogni giorno ci portano in una zona diversa di Tokyo e poi dopo ognuno in realtà è libero di fare il cazzo che gli pare. Quindi sì, sarà guidato, nel senso che avrai questo paracadute o comunque rete di sicurezza, che è una persona lì in loco che comunque ti dà supporto, che per me era la cosa essenziale, però fondamentalmente puoi fare il cazzo che ti pare. A te piacerebbe una sub se possibile? Falla, Anna, vai. Col Prime sono 50 euro l'anno ed è gratis. Detto questo, mi hanno dato fondamentalmente carta bianca per scegliere esperienze che mi piacerebbe fare in Giappone. Io adesso non so se ne farò altri di viaggi di questo tipo, perché non so neanche se andrà bene questo viaggio qui, perché chi cazzo vuoi che venga a spendere soldi per stare con me in Giappone, che non so un cazzo del Giappone? Potrebbe essere molto divertente, ma anche drammatico. Quindi vorrei prendermi tutta la settimana per guardare un po' di cose da fare, cosa mi piacerebbe fare e non fare a Tokyo, senza rendere il programma estremamente pieno, senza rendere la cosa drammatica per chi viene. Poi chi vuole fare le cose le fa, chi non le vuole fare può non farle. Però mi piacerebbe fare appunto delle esperienze interessanti. E in base a quello poi dopo il prezzo viene allungato o diminuito, adesso non lo so.
Grazie a Nonaim per la sub regalata e a Maudid, sono 60 mesi, cifra tonda, le si vuole bene, anche a lei, grazie mille. Però ragazzi, non chiedete le sub in chat perché è molto poco elegante. Piacerebbe, ma non so come sarò con lavoro. Ecco, io so che è marzo, non so se inizio o fine marzo. Marzo. Mm? Ah, va bene, non è... Allora chiedo scusa. Rinnovate per il treno. Quindi datemi un po' di tempo. No, l'ho già detto che hanno priorità i sub, naturalmente, assolutamente sì. Allora, nel senso, non è che possono venire solo i sub, però nel momento in cui verranno aperte le iscrizioni per questa cosa qua, se siete sub avrete, vi do 3-4 giorni di anticipo. Poi per carità non credo che ci sarà un accapigliamento per spendere tutti questi soldi per venire con me in Giappone, però diamo questa priorità ai subscriber. Ma ci mancherebbe, Felix. Ragazzi, allora, io mi rendo conto, immagino che le cifre le possiate già immaginare. Non è una roba easy, anche perché considerate che c'è la cifra per il viaggio e fondamentalmente vorrete mangiare mentre siete lì. Aurora, buongiorno, siamo a 2 anni, che meraviglie che sento, sarebbe bellissimo andare in Giappone con lei. Mo' vediamo, con calma, che ho già la tachicardia. Perché appunto la cifra comprende sia l'hotel, sia i voli, una cena. Però se siamo lì 7 giorni, ce ne saranno diverse altre. Mangiare, posti da visitare, regali. Ecco, sui posti da visitare adesso vediamo perché mi piacerebbe creare un pacchetto dove andiamo. Poi dopo, come al solito, si dice, si possono creare anche più pacchetti, mi diciamo anche cose più premium, per pochi. Poi non lo so adesso vediamo. Diciamo che ho la totale personalizzazione di tutto. Però appunto, come primo giro vorrei assolutamente farvi pagare il meno possibile. No, Cold, assolutamente no. Assolutamente no. Vorrei farvi pagare il meno possibile, però farvi vivere una bella esperienza. Poi, chiaro, non è una cosa che si fa tutti i giorni, quindi se andiamo una volta sola sarebbe bello avere qualcosa. Non è che dici, vabbè, tanto torno fra 2 settimane, ecco. Non è facile per niente. Mi piacerebbe proprio avere un'esperienza appagante per me e per voi e soprattutto non vorrei andare con troppa gente. Grazie Vise per la sub. Uno perché logisticamente è una rottura di cazzo. È vero che poi ognuno è libero di andare dove vuole, però immagino che se volete venire con me volete stare anche un po' con me. Poi non troppo perché mi cagate il cazzo e mi fate anche un po' schifo. Riccardo, dai una Però credo che di base vi interessi farci una chiacchiera, ecco. Già 30 persone sono tante, quindi vediamo. No, Cold, è meno. Real True Epicness, siamo a 30, sono molto contento che finalmente possiamo vederci IRL. In Giappone, dici? Ci saranno i ciliegi fiori che sono belli, e anche il suo compleanno, che è bello pure quello. Vediamo, perché non sappiamo ancora quando, in quale parte di marzo. Poi la cifra è un po' più alta rispetto a quello che era stato pronosticato 2 anni fa per via del Covid e tutto e quanto, però devo dire che Noku è per quello che probabilmente una parte la dovrò pagare anche per la mia signora, perché dovrei portare sostanzialmente 20 persone per ogni cosa. No, non mi interessa, non voglio avere 20 persone per ogni viaggio gratis. Allora,
A me hanno detto che c'è l'assicurazione compresa. Poi non so se sia danni, furto incendio o anche quella del Covid. Salta Milano, Q. Assicurazione Godzilla. L'assicurazione non copre anche gli impedimenti. Non lo so, io ho scritto solo assicurazione. E questo era, insomma, adesso l'ho detto che c'erano poche persone, però intanto volevo dirvelo il prima possibile per iniziare un po' a ragionare su cosa si può fare e cosa non si può fare, perché non voglio che la cifra lieviti e voglio che le persone si sentano, a parte il fatto che secondo me 30 persone non ci vengono, però vediamo, i tempi sono molto ristretti. Se possiamo sapere qual è l'agenzia, non la so, Cold. Perché io comunque passo dal mio network. Non l'ho detta la cifra. Perché non voglio né ingolosire né spaventare finché non ho una cifra concreta da proporre. Va bene? Ovvio, Gabriel, se non vai a Milano hai gli esatti soldi per il Giappone. Esatto. Sono già ingolositi e spaventati, mi fa piacere. Comunque sarà più o meno simile alla stessa esperienza che ha fatto Michele. Io non ne so niente di quello che ha fatto Michele. Mi ha detto che è partito con un boato di gente. Io non lo voglio fare. Io non lo voglio fare. Perché logisticamente è un suicidio e non ce la farei mai a pensare a tutta quella mole di persone. Oltre al fatto che non raggiungerei mai una mole di persone come quelle di Michele. Non è divertente con un botto di gente. Ma magari ma si saranno anche divertiti, presumo. Non ne ho idea, non ci ho parlato. Dovrei chiedergli. Piaceva un sacco, ma avevo già proposto le Maldive per quel periodo. Adesso ci arriviamo, magari la stessa agenzia ci manda anche da altre parti, se organizziamo. Loro fanno in Giappone, però mi dicevano anche che non sono 2 anni fa pre-Covid, quindi adesso non lo so. Però mi dicevano anche che non sono chiusi a nuove idee. Ma ce ne andiamo tutti alle Hawaii l'anno prossimo? L'anno prossimo? Se 30 persone sono troppo ne metto meno perché saranno più di 30 volevo venire con... No, beh, se metto 30 il limite arriva a 30 e poi gli altri non vengono. Questo è chiaro. Però dovrei fare anche... vorrei creare un'esperienza che piaccia a me, piaccia a voi e piaccia anche all'agenzia perché, appunto, se va bene, si può riproporre. Capito? Se tutti sono contenti, si può rifare. Capito? Va bene, Code, mi fa piacere se vieni. Portati la Steam Deck così guardiamo i tuoi giochini. Va bene?
Appena abbiamo più info possiamo valutare. Allora, purtroppo le uniche info che vi posso dare sono queste. Non voglio darvi la cifra perché o vi spavento oppure altro. Sono soldi. Sono soldi. Sono indubbiamente tanti soldi. E vorrei che ne valga la pena. Un ordine di grandezza. Grazie Valan, buongiorno gattone. Sarebbe un sogno venire, ma si è poveri. Ah, Non sì, mi siete poveri, ricordo. siete persone normali, ci mancherebbe, grazie mille. Allora, stando in una media, un po' più su, un po' più giù, poi cerco di abbassare il più possibile, siamo nell'ordine delle 3000. Nell'ordine. La cifra di partenza è leggermente più bassa, però mi piacerebbe mantenere non oltre questa cifra qui, ok? Che era la stessa sostanzialmente di cui avevamo parlato nel 2020. Quindi così, io sto cercando di appunto rosicchiare, come vi ho detto non mi interessa neanche intascarmi il vil denaro, vorrei puntare il tutto sull'esperienza. Mm? Va bene, Q. La giusta carica sexy Oasis, va bene. No, per un viaggio organizzato non è male. Come ho sempre detto, non partirei mai senza un viaggio organizzato. Perché uno, non sono una persona, sono leggermente ansioso, l'avrete notato, e non... mi viene un po' di squizza. Quindi sicuramente organizzazione. Mi piace l'idea di avere una persona in loco a cui rompere i coglioni nel caso serva qualcosa, e nel momento in cui prendo l'aereo poi non devo più pensare a un cazzo. Mm? Quindi io senza questo tipo di viaggio non riuscirei mai per dire prendo, zaino in spalla, piglio e vado. No, mai. Mai, mai, assolutamente mai. Poi magari come prima esperienza vedo che in realtà è una stronzata e la volta dopo vado a piedi. Però questa è la mia prima esperienza. Io sinceramente mi conosco e non mi fido. Per viaggio da solo sì o no? Ostia, da solo completo. L'ho fatto in America. È andata benino. Adesso diciamo che sono un po' più schillato con l'inglese, però è andata benino in America. Ed ero completamente da solo. In Giappone no. Non sanno l'inglese, io non so l'inglese, è tutto un disastro. Capo, grazie per i 28 mesi. Il Giappone è particolare perché... Ma certo. Cioè, non capisco niente. Ita, grazie per i 14 mesi. Solo Tokyo, sì, solo Tokyo. Non sarà una roba grandissima, sarà pochi giorni, saremo solo lì, ci faremo un bel giro, che comunque è bella grossa, e quindi si farà un bel giro lì No, si intorno. pronuncia Anko. Tantissimo, Ricky, tantissimo.
Quanto si starebbe? Mi hanno parlato di 9-10 giorni, viaggi compresi. Confermo, sono nato in dicembre 2018 e davvero nessuno parlava inglese, anche a Tokyo dove ti aspetteresti più conoscenze internazionali. Vedi. Aurora, sono in bocca al lupo per l'esame di oggi. Tanti auguri e grazie. Buongiorno gatto. Mi fa un in bocca al lupo per l'esame di oggi. Ho un'ansia pazzesca. Stiamo parlando di un viaggio in Giappone, Kud. Una notte in un capsule hotel deve essere un'esperienza interessante. Sì, per carità, però considera che sono 30 persone, se lo fanno tutti andiamo a rompere le palle. Che palle lo ha. Poi quindi ve ne erano dati tanti piccoli? Oppure ne avevate uno piccolo pienissimo? Con voi, Kud. Con chi partirei? Con chi vuole venire? Dovrebbe essere il periodo più bello, marzo, Cold. L'avevo chiesto anche nel 2020 di andare durante i ciliegi in Flowers. Solo che è dopodomani, purtroppo. Vabbè, dai, andiamo avanti. È anche il periodo più costoso, è vero. Un'agenzia in particolare non la conosco, ragazzi. Inutile che mi chiediate, non lo so. Allora, prima ho riaggiornato il gioco e per qualche motivo, spostando il mouse, faceva bim 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 Windows. Non so come mai. Quindi sono molto preoccupato per tutto. Mo' vediamo. Praticamente sì, CAD. Che silenzio. Vai via, Ricky, vai via. Bing, un'email. Ah, sì. Come download in corso? Allora, ho prescaricato il gioco, va bene? L'ho prescaricato. Stamattina mi sveglio, vengo qua e c'è un aggiornamento e mi scarica 44 giga. Ora avvio il gioco e ne sta scaricando 47. Vabbè. Intanto mi riscatto questo buono Amazon. Che mi è arrivato stamattina così non me lo dimentico. Buoni regalo. È veramente follia però, eh? Che giramento di coglioni. Boh, a posto, ce li ho. Fatto. Adesso mi compro la follia. Sta andando via spedito, per carità, però siamo a 17 giga su 47, me ne mancano 30. Pensa se non avessi la fibra. Minchia, vi ricordate quando non avevo la fibra? C'è un modo per ottenere buoni Amazon? No, me li danno perché comprate dal mio link. Perché sono influencer. Drugo, che cifra da capogiro, signor Gatto, non si abbatta. Sono i misteri dell'informagica. Grazie, grazie. Tiè, cliccate lì. E comprate, comprate, comprate. Ricordiamo che della 12 ore in 4G, mamma mia.
Le cuffie continuano a funzionare, sì, ogni tanto cazzeggiano. Ne parlavo anche stamattina, non so come mai. Boh. Devo anche cambiare la batteria, vedo che non l'ho cambiata ieri. Faccio adesso. Ah. 26 giga. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. L'iPhone 13 mini oggi, ma io te lo sconsiglio anche perché è un formato che hanno eliminato, motivo ci sarà. Quindi adesso non so a quanto risoluzione e quant'altro, ma è probabile che le applicazioni smetteranno di essere sviluppate per quel tipo di formato lì. Comprate che non è che oggi da Amazon c'erano 7 pacchi, pensa, e mi hanno dato oggi i soldi. Questi ben 128 euro. Che avrebbero coperto comodamente tutte le spese che abbiamo fatto. Ho comprato i fazzoletti, il sapone, il portasapone, lo scovolino. Buongiorno, Binch. Go to bed. How are you? No, yeah. Oh. I'm good, I'm good. I'm downloading the game. Bad Wolf, me la fa una benedizione grande per il mio mega colloquio di giovedì. Tanti auguri. Scary game? No. It's about Rat. Ah, sì, mi ricordo. Murder House? I don't know it. Fai reso per ricompra. Ma arriva oggi la roba, che palle. Puppet Combo Game. Vediamo un po' come sono questi sorci. E sto aspettando 39 giga, dai. Ah. Lo Steam Deck lo sto usando, sì. Ho giusto installato No Man's Sky. L'elenco componenti PC su Amazon è aggiornato? Sì, non ho cambiato niente. Dovrei fare dei cambi. Adesso vedo. Con le nuove serie AMD c'è bisogno anche del cambio della motherboard? Ciao Ita. Perché stavo pensando di fare, se mi danno la nuova, se mi danno la scheda 4000, magari faccio anche un cambio su della AMD. Anche le RAM sono DDR5. Io non mi ricordo più se ho le DDR4 o le DDR5, sai? Mi pare di averle 5. Ho le 5, ok. Ah, cambia il socket? Oh. Che palle, devo rifare il PC nuovo. Ma vediamo. Non ho voglia. Che palle. Non ho voglia. È un po' alto. Ho le 4? Perché mi ricordo che era il periodo in cui stavano per cambiare. Quando l'ho fatto, vabbè. Non importa. Ammazza, che sorci. Amen. Che ci giochiamo col sole.
Ok. Bella bro, grazie Lorenzo. Grazie Brunez. Con questo annuncio del Giappone sono hypato tanto quanto ansioso, perché mi piacerebbe tantissimo partecipare. Speriamo, grazie. Ci provo? Bello che sentire parlare in cinese sarebbe interessante. Ok. L'audio sembra decente adesso. Poi vediamo in game. Ah, me lo farei impostare, ok. Sì, va bene. Facciamo difficoltà normale. Disastro. I sottotitoli? Non ho messo i sottotitoli? I'm sorry. Sotto nuovo sole, bello pedalare, ehi. Ma c'è da sudare. Adesso li riaccendo. Ecco qua. E dove erano? Che non li ho mica visti. In gioco? Lingua. Ah, bastardi. Dimensioni medio? Fammeli grossi, che siamo ciechi. Vai. Regno di Francia. No, questo è un'altra cosa. Lady Oscar volevo fare. Oh. Giugno 1349. Amicia? Ah sì, giusto, è lei che si chiama Amicia. Questo è dopo aver ucciso il non mi ricordo più come finiva. Mi ricordo che alla fine c'era il tornado di puttane. Le voci sono proprio basse. Ah, stanno giocando. You're going too fast for me. You got too fast for me. Hey, slow down. You'll exhaust our villain. This is your tower. It's evil. Doesn't he ever get tired? I really should get back to studying. Come on, we had a long journey today. Please, Mother said to try to exhaust him. Be brave, sorcerer. Your fight is far from over. Your mother's going to wonder where we are. Minchia. It's been a long road. You have the right to stretch your legs. Yes. Ah, aspettate un attimo che abbasso un pochino, perché le voci si sentono poco e niente. Allora, facciamo un così, un 27, volume di dialoghi lo lasciamo, abbassiamo la musica ad un 84. Boh. Com'è così? È alto? Go to bed, Vince. È alto? Molto bella la musica, però vabbè, adesso lasciamola così. Non si corre? Amicia! Dimmi. La luce è un po' sparata, forse. A castle. A castle. Let's go see. All right then. Time to run. RT. Madonna, coi gomiti larghi. Oh, you're gonna Vai. sweat like a hog. I am sweating like a hog. It's good for you. Ah. No, Vince, I'm worried for you. It's I like almost your 4 new a.m. It's a castle.
right. Lucas, the Perfidious is invading my castle. Yes, and I'm going to turn you into a beetle. Amicia, he's too powerful. We have to hide. Yes. I'll count to 10. Then I'll come for you, King Hugo and... Amicia the Amazon. Of course. So go, now! Come, Amicia the Amazon. 1, We have to find a good hiding place. 3... Aspetta un secondo, che abbiamo la luminosità troppo alta. Dove sarà? In gioco? E le luci sono un po' troppo sparate. Perché corrono coi gomiti larghi, Moro. Graficamente è molto bello. Infatti vorrei... È in grafica. Infatti vorrei giocarmelo in TV. Cioè vedere com'è in TV. Schermo intero. Ah, luminosità. Era il primo, però non c'era la barretta. Io abbasserei a sto punto. Vediamo. By your side, my king. Meglio. Quick. C'è sempre un po' di panatura. My king. 9, 10. Good. Let's keep an eye on him now. He's coming, he's coming. I smell fear. Mazza. Lucas, Perfidious among the Perfidious, swear to make a stew out of your toes and eat it. Grazie Niki per i 10 mesi. He's horrible. Ma noi dobbiamo raggiungere lì o semplicemente non dobbiamo essere sgamati? C'è un modo in cui vinco o... È finito? È morto? You know what? We should hunt him too. Oh, Com'è? yes. Com'è? You are resourceful, but I will find you all the same. Ah, lui è di qua. Almeno mi ha segnato lo schermo. Eccolo lì. Stealth. Gli mordo il chiurlo. Ale! No, la devo tenere prima. Goodness! You got so scared. Fair enough. Well, I'll get back to studying now. Lucas. Well, if I want to become an alchemist, But you are an alchemist. Insomma. I'm still your mother's apprentice. All right, go and study. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Goodbye. Come, let's see the rest of the castle. As you wish, good king. I'm glad Lucas stayed with us. Me too. We wouldn't be here if not for him. Quasi 100 giga di patch? Veramente? Ma a me ne ha fatti 44 e poi mi ha riscaricato il gioco. Just don't fall. Su Xbox pesa così tanto? King Hugo patrols the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom. Is it prosperous? It was, but then Lucas attacked. Oh, yes. The infamous sorcerer. Oh, Voglio vivere qui. it's the sea. Let's patrol there. Ha dato una sberla al bambino. Very pretty. Ieri notte 47, stamattina 44 su PC. So, This is where my kingdom stops. that branch is your frontier. Sai cosa? Yes. Ma a mezzanotte te l'ha scaricato, perché a me hai riscaricato il gioco oggi. Amazon. Enemy ships coming. They're going to attack us. Ma una pigna! What do we do? Stay at the frontier and sing them before they pass. Sì, quale tronco, scusami? Questo? Got it! My mighty sling is yours! Here comes the sorcerer's army. Ah, ok, I scusami. see them! We'll save
Save your land, my king. Patunfete. Down. Yes, keep going. More ships are coming. No foul magic will defile this kingdom. Only good magic. Ah, sì, mi ricordo. Sinx, sfruttiamo 5 minuti per rinnovare. Buona live anche a lei, grazie mille. Patunfete. Many try Com'è to l'audio? invade Tutto us, ok? But we pushed them back. Because we are the House of Darun. Che è quel signore? Hello. Hello. I was passing by and I heard your sling. Oh, it can be pretty loud, yes. I wanted to ask you. Can I play with you? No, vai via che ti uccido. Ah, non posso. Who are you? I'm Tona. Nearby. Come si chiama Tony lui? Hugo and Amicia. Can you shoot, Tona? Of course I can. Great. I'm the king. Great. She's my captain, and we're fighting in sorcerers. Che bell'accento che c'ha il bambino. Great. Now let's fight. Wow. You're a Sbaglio, la fionda è un po' loud. You're good. But they keep coming. And they'll keep sinking. Also known. Che accento inglese fortino. Sì, mi piace un botto. Soldier Tona. Keep firing them. Ma io abbasso un pelo perché mi sta spaccando le orecchie. Ah, sì, mi ricordo. Ah, sì, mi ricordo. Tiè. Forse anche la musica va abbassata un pelo. E l'ambiente. Tiè. Yes. We're kicking their asses. Meglio? They're evil asses. Hey, calm down. You're starting to speak the devil's tongue. It's war. There's no place for manners. Questi bambini tra l'altro hanno avuto una vita di merda con la mamma catturata, i topi. Sono andati a fare tutto quel casino, adesso sono finalmente felici, ma al 100% c'è un altro patatrack. Grazie a King of Mazes per i 15 mesi. Hugo, take cover. Ma sei matto? Oh, che ci rimane offesa la gente fare queste cose. All right, boys. Pazzo. You won. They È surrendered. ancora alto? Surrender accepted. I should go now. I'm late for work. You work? Yes, on my father's farm with my brothers. Are you all right? I must go. Bye. Good luck then. Goodbye, Tana. He was nice. Come along, my king. The war is over. Let's keep following this river. Devo abbassare ancora la You fionda? saw so many. You're a great captain. And Tana was nice. He was, yes. Perché in realtà l'ambiente mi sembra a posto adesso. Gli effetti forse sono altini. No, l'ha detto che la fionda è rumorosa, anche lei. I'd like to Poi have a vediamo. friend like him. I know. But we'll settle down soon, and you'll make friends. You're sure? As soon as we know how you're doing. That could be a long time. Not vero. this time. This time is different, I know it. I hope so. We'll have to climb this. You pull me up this time. Come, What? scusami? Just kidding. I'll help you. You're too heavy anyway. Ma dai, mi era dato della How dare cicciona, ma I'll scusa. be able to. Whoa, that castle is huge. What do you say? Do we attack it? All right, I'm ready. Now! Charge! Vado! Con i gomiti larghi, tutta inclinata in avanti. The gate is closed, Captain. What do we do? Bussiamo. Let me see. Ha! It's locked up tight. They saw us coming. Here, secret path. Mamma. Sneak in. Yes, it's a good plan. Ooh, I feel C'è un padre, evil moriva around nel us. primo, mi pare. It's a bit dark. Come on, my king. They don't expect us to sneak in. Aveva un inizio Yes. abbastanza drammatico il primo, se non ricordo male. I'm with you. Don't worry. Oh, I think the sorcerer's men are close. Really? Vacca boia! Are you hurt? No, but I want to go back now. E adesso la vedo dura tornare indietro. That's enough for today. Yes, Amicia. No, era tutto drammatico il primo, assolutamente. Però l'inizio era Broken proprio their ceiling. cattivo. Maybe they heard. Let's just be careful for now.
smell that? It smells like a fireplace. Yes. Perché è tutto bruciato? Ah, ci sono dei cadaveri bruciati fuori, stai a vedere. Continuo a avere questa a parte il fatto sì che non sta girando proprio benissimo. Avere questa patina che mi fa cagare. C'è il V-Sync. Ovviamente non posso mettere il V-Sync a 60 frame. DLSS ve lo metterò venerdì, perché vi faccio vedere la distanza. No, non c'è niente per quella roba là. C'è un po' di... c'è questa patina. No, non c'è la voce, non ha molte opzioni in realtà. Cioè posso abbassare la luminosità, però abbassare la luminosità non so quanto sia utile. Anche perché già così è giusto. Così... vediamo. È che ho paura che quando diventa buio non vedo più un cazzo poi. C'è ancora. C'è ancora purtroppo. Grazie Cervo per i 43 mesi. La storia è collegata ragazzi, è il seguito diretto. Non guardate questa live se non avete giocato il primo e se vi interessa giocarvelo naturalmente. Lasciamo così. Anche perché non mi ricordo un cazzo, quindi chiederò. What? It's all burned. It's recent. È vero, è ancora These mezzo baskets. infiammato. They're beehives. But why are they burned? I don't know. Let's be discreet and get out. Dopo i topi le api? No, tutta la lavanda bruciata. Maybe it was an accident? Mm, Where are the people? This way. Monsieur! Hey! What's going on? How many of you are there? Wait! We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies! I swear! I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Madonna. L'ha presa bene. Come back here! We need to exit! The door! No! È closata. Come! You're trapped! Here! Going nowhere! Questo apicoltore maledetto. Keep an eye out for an exit! This was one time too many! Don't think we'll let you go this time! Through here! He won't follow! Quick! Right? You bloody thieves! Trying to steal our hard work! Get down, quick! I won't come back, I swear! Get him! Quello lì è il vero ladro. Stop! Leave it to me! I beg you! No! Should have thought of that before you lot stole from us! Goodness, Matthias! That's how we make sure they don't come back. I lost two, a boy and a girl. You didn't see them? No. No, that man on the ground's the last we got. Well, kill them if you find them. We must get out of here. Yes, quick. They're Brava, crazy. bel piano. What a mess. Now What a used to mess. have our meat and honey, huh? You're dead. Let's cross now. They're going to kill us. No, because they won't see us. Matthias, come! They got Grandad pretty bad. Shit. Amicia, Passiamo dalla casa. Oh, it looks bad. Dad will be back from the market any time now. Yes. Watch over him for now. we could hide here. They'd find us. We have to keep going. It's a bloodbath. Lord. I can't stand there whining. There may still be some of them around. Go help the others. I don't feel well, Matthias. I don't give a damn. It's... You won't move. whatever. I'll handle it. That toolbox. It'll make a noise. It's the last time they'll come here. I tell you. Don't have to kill all of them. You lunatic. Just needed goddamn water. Is someone still hiding? Away. Let's be quick. Mm.
Beh. We'll leave as soon as we get to the cart anyway. Where's that little shit now? Little shit now. This is all on you! We're going to have to climb up quietly. Donna! Get your damned ass over Mi vede here se right vado? now! I'm gonna beat the life out of you! Fortuna che non ha la vista periferica perché c'ha la zanzariera in faccia. He's still away. I hope so. Fammi stare nelle frasche, va là. Let's try through here. No, ho sbagliato. At least they didn't damage these ones. Wait. Non sembra girare benissimo, però dai, è fruibile. Tum, tum. It's coming. Come faccio per... What the hell? Ah, cioè randomicamente proprio lancia lei. Carino. Ok. He almost saw us. E non ci ha visto, non rompere le palle. We have to be more careful. Got it! We must reach that door. I'll need to distract him. Where's Conan? I want to get my hands on him before Dad does. He's probably hiding somewhere. Passare sotto il carro. See the pots. That would work. If I throw it behind him. Ah, dietro di qua è meglio, ti è. Vaffanculo, scemo. I've got an axe! I warn you! Now's our chance. Bravissimo, l'uomo ascia. È il seguito questo. What? Must be hallucinating. Please tell me this is our way out. Yes. Ah, te l'ha detto lui, te l'ha detto? Yes. Ah, ok, a posto. Oh, they've locked it. Bastardi. The way. There's a hole. Yes. I can go and open the door from the other side. Vai, 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 Wish vai. you didn't have to. Vai, 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 vai. Tieni premuto le B, mira il passaggio, premi Y. Vai, 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 I'll be infilati. very careful. Don't worry. Please don't get spotted. E dai, quanto ci vuole? You go. Ugo! But you can open it now. Yes. Well done. Where are they? Have they found Lunar? I don't know. We need a way out. We can't let them hurt him. He'll manage. We must leave, Hugo. Della merda. If they catch us. C'è il somarello? Oh, ciao somarello! Che bello! Il somarello. Tanto siamo morti, no? Andiamo nel porcile? That gate over there. Let's try it. Stop! Please! You were Dad's biggest mistake, Cosa? but I will fix it! Ma dai! Ma si dicono queste cose? Ma che fa lei? Ma non ti intromettere! We got lost. We're leaving. Just let the boy go. You hear that, Remy? Are you with the thieves? No, we just arrived. Listen, it's our fault if he was late. You have no right to be here! Remy, you handle it. And don't disappoint me. But the boy, He's the right age to learn. you shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. Boom! Però me lo son bel preso un cazzottone nei denti. Ah! Aia! Ugo! Aia, Ugo! Potere del sorcio? Non ce l'ha fatto vedere però.
Che ambientino. Sta arrivando la Fenice? Cazzo, veramente? Scusami. Scherzavo. Bella grassottella, tra l'altro. Sai che arrosto che viene? Sapevo che era un Grifondoro. Amicia? Questo sembra essere un sogno. Where are we? No! It's starting again. I need help. Wait! Wait for me! Secondo me adesso è nella sua testolina perché è svenuto Where's Amicia? durante l'attacco. No! Don't go! Breathe! Breathe! Harry Potter è diventato lui. Where are you going? Lascio le impronte? Sì, non benissimo, ma le lascio. I need my sister and my mummy. Ok, mi insinuo. Opla. L'animazione del corso fa abbastanza cagare, sì, confermo. Maybe they're through here. Olle. Che bel posticino. What? Oh, what is this place? Voglio vivere qui adesso. Però non è un castello come quello di prima. Lucas! Where are you? Ci credo che gira male. Guarda quanta merda di roba c'è a schermo. Ah, ok, sole? No! It hurts. Please! Please! L'inferno degli allergici. Stop screeching and help me! Help me! Find them! Che cambio repentino di colore. Oh, oh. Not that! Leave me alone! È nato tutto a fuoco, bellissimo. Stop this noise! Minchia. What Cioè, did you... bell'effetto, bravi. You're so noisy! Alright, I'm coming. Che bella scena. Ah, c'è. Is this dying? Speriamo di no, tesoro. I don't want to die. Oh, mamma. It's Ok. going away. Io non mi ricordo lui perché aveva il potere del topo. It's the water. You Lo saved spiegavano nel me. primo. Thank you. Can I come back here? Or with someone? Look who's awake. Did you sleep well?
I was dreaming. Where are we? Was it your island dream again? Yes. I was sick, and then there was a big bird that saved me. But what happened, Amicia? At the farm? We were playing by the river, remember? But you felt very tired all of a sudden. So I carried you back, and you fell asleep. It's probably just a lack of salt in your blood. But, Amicia... It's been a long trip, Hugo. We're all exhausted. But Glielo sta nascondendo. I'll get you checked there. Ed è per inizio Skyrim adesso, è vero? Great alchemist there, from the Order. They know the macula very well. Lei gli sta nascondendo la verità per non farlo stare male, secondo me. Before we had to flee. They didn't know the Inquisition would come after us. They are ready to welcome us now. Let's hope they'll make up for it then. Quindi andiamo dall'Inquisizione che prima ci voleva The inculare. macula's not just in Hugo's blood. It concerns everybody. And it can change everything. Erza, sei... Qual è la risposta alla domanda fondamentale della vita dell'universo tutto quanto? È sempre 42, grazie mille. Let's see. Hello there. Hello. Hanno delle asce What's questi going on? signori. We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Oh, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Mother, we need to leave. Now. Yes. Sorry, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. The boy! It's them! Come here! No, wait! Amicia! You! Get the cart! Oh, don't let her get away! Madonna, super stealth lei. Subito proprio. I know you're in there somewhere. Show yourself! My sling. Oh, still in the cart. Oh fuck. Move on. He must be still around. Still. Open your eyes. Let's extend the search to the fields. Yes. Go away. Careful, she's with Minchia, ci hanno messo poco a smettere di cercarla. Intruders reported. Keep a lookout. Minchia, il gioco parte proprio tranquillo, eh? They need you. Hugo needs you. Porca troia. It must have gone down the hill. Move fast. Unseen. Careful. You can do it. You saw how they devoured Matthias and Remy. How do we kill such monsters? Let's try cutting off their heads. We'll call a priest if we must. Keep going. If you die, they die. It's them. They must be around. No, non è un fastidio che si dica le cose, è figo. Ti fa capire che cosa sta pensando. Think I won't find you, cowards! Anche perché sta pensando delle cose abbastanza importanti. Si sta facendo forza dicendo che se muori tu si inculano pure loro, quindi è il caso che fai le cose fatte bene. Vai. Down there. Yes. I see her! She's here! No! You'll burn everything! What the hell? You killed my son! Burn in hell! No, no! Run! The house! Ragazzi, ma che cazzo di figata! Ma scusami, buongiorno! Olè! Aia, che cazzo! Ma lui che ci fa qui? Vuole morire. Oh no! Vabbè, cazzi suoi, però un po' mi spiace. E via un passaggio. Peccato che alcune animazioni sono porca puttana un po' legnose, perché per il resto è veramente una figata. Ok.
Con i miei nemici colpendoli con la testa della Fiona. Ma ha detto che la Fiona non ce l'ha? Ah, gliene ha rubata una a lui? Ai 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 ai, niente. L'ha presa dal carro, ok. Però non so che cazzo devo fare qui adesso. Avrei dovuto farmela stealth di qua. Ah sì, sicuramente sì. Ok, colpa mia. E lui? Niente. Ok. Grazie a Miscillo per i 50 mesi. Dai, dai, di qua. Boh. No, infatti il gioco è molto stealth. Una volta che ti beccano. Non ci arrivo a lanciarlo di là. Ah, sì, mi ricordo. Deus, grazie per i 3 mesi. Buongiorno. Merda. Si è buggato? Sì. Cazzo, tostarella, eh? Ma ha visto? Là. Possiamo menarli tutti? Non lo so. Non riesco a capire qua cosa vuole che faccia. Cioè, se io faccio così vanno entrambi là, ma mi vedono se passo. Ah, magari devo passare di qua? Eh no, vedi? Cazzo, però mi sentono così. Infatti. We're just getting started. Help me catch those ones here! They're running! Need them! After them! Catch the intruders! Let's get them! Ok. Merda. Merda. Zitto, zitto, zitto. No, dai, ma non mi ha fatto correre, che palle. Posso? Scemi, scemi. E niente, mi ha lanciato la lancia nel petto. Ah, è difficilissimo. Perché non capisco dove vuole che vada il gioco. Dove vuole che io vada.
aspettare un attimo. Ok, devo aspettare semplicemente. Il cavacca si è girato. Eh sì, io lancio il sasso lì, lui si gira lì. Però anche l'altro si gira. Ah no, ok. Ok. E che cazzo, vedi? No. E non so dove cazzo devo andare adesso però. Ma porca troia. Forse perché devo andare verso di là. Stavo andando proprio nella parte sbagliata. E niente. Al cumulo di sassi era giusto? Ah, ok. A me sembra proprio un muro da non invalicabile invece. Grazie Sandro per i 3 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Qua? Ah, vaffanculo, si passava in mezzo. Ci hai ripensato? Che fai? Perché non va? Ma che vuol dire questa cosa? Scusami. Il tag è rimasto da Overwatch perché Twitch funziona molto bene. Scusate, adesso lo tolgo. Non ci sono i drop. Posso usare la fionda, ma non è più stealth. Ah, ci devo arrivare stealth. Ma che stronzata è, scusami. Vabbè. Adesso li ammazzo tutti, voglio proprio vedere. Spottami questo. Ah, fa il culo, va. Vedo che è un gioco stealth, ma cosa vuol dire che non si infila in un buco perché l'hanno vista? Ah! Stealth. Non c'è nessuno che mi può inseguire adesso. Tanto è una fionda super resistente per strangolarci la gente.
Abbiamo salvato la mamma. Hugo! Forse era la mamma che aveva fatto esperimenti su Ugo, per quello lui era diventato il signore dei sorci? Perché la mamma è alchimista. Che fa? It's over. It's all right. It's all right. Ah no, lui è nato così, ok. E sua mamma faceva degli esperimenti su di lui. Aveva la malattia del sangue, la macula. Esatto. Esperimenti per aiutarlo, sì, sì, sì. Non mi ricordo più I un can't cazzo. believe we made it. Are the people nice here? Nobody will attack us here, Hugo. This town is under the protection of the Count of Provence. He's a very powerful lord. I must say, this is beautiful. Are you sure the alchemist is waiting for us? Well, Magister Vaudin told me he'd prepared a house for us. An entire house? Yes. The Order is very old. They own houses and much, much more. They built your mother's laboratory, and even the Chateau d'Ombrage, remember? Yes. It's nice they give us a house. È vero. That's because you're very important to them. Would His Majesty allow us to enter the city by his side? I allow. Ah. Ma come se la sente adesso? Ecco perché cammina tutto così. Fresh fish from our rivers. Caught this morning. Is that a fair? Go take a quick look with him. Thank you. The house is in the upper part of town. It has a phoenix weather vane. Understood. Fenice, attenzione. And be very careful. Find anything you like? I like everything here. Come, there must be plenty of other things to see. Where do we Ok, start? non poi partivamo. What do you want to see? Everything. We'll try. La capretta? Goat milk. Fresh goat milk on demand. These Come? are all wines and liqueurs made from the plants of our hills. Sera. Salve. Hello, piggies. Mi spenna la gallina? Come tutto. Il suono è quello, tra l'altro, dello spiumamento. Terribile. Oh. Posso un assaggino? Oh, it smells so good. Hey, come on. Try a little piece. Go on. Oh, yum. You like it? Yes. Compralo. But it's not piggies, right? Come on. Let's go see the rest. Yes. No piggies, eh? That was good. I'm hungry now. Let's keep going before you ask for more. Arrivo, eh? Tofu. Volevo vedere se potevo assaggiare altra roba, ma invece mi inculo, mi sa. Niente. Ma quella loca! Vieni per la live di Konami? No, la guarderemo la mattina dopo. Non voglio far tardi. E voglio mantenere anche le aspettative un po' bassine. Non mi è piaciuto come ha lavorato Konami ultimamente, negli ultimi anni, The earth quindi. in this region is red in some places. They call it the ochres. Hear ye, hear ye!
The Count Victor of Arles welcomes you all to the yearly fair of St. John. Enjoy goods from our region and beyond at the market. Mi sta ancora seguendo Loca? And try your skills in a free session of a shooting game. Vai! Tomorrow's event is the long-awaited cow fair. Get ready to overbid. The Count Victor of Arles wishes you all an excellent St. John's fair. The closure is just a precaution. Because of the arena pigs, you know? Oh, yes. I heard all the livestock from the whole arena is gone. Dead sick. It stinks like hell over there. I should check that stand. Our stocks are getting low. This year's fair is even bigger than last year's. Have you seen? Bellissimo. The people here. They're smiling. It's true. Oh, look up there. The house with the weather vane. That's ours. Oh, right above the market. Yes. The view will be amazing. Bravissimi, che vista. Ah, vedi, qua sono un po' più borghesotti. Tappeti, bellissimi. I miei hanno un tappeto così a casa. My lady, why not change your hairstyle? Thank you, but I like it like this. Signora, mi stia Good for distante. you. A woman's hair is her righteous crown. Beautifully said. The hair is nice like that. Well, thank you, sir. Non sono un fan di questo tipo di tappeti, devo dirvi. Mi piace il monocolore fluoso. Questo è il secondo. Era Perino il lupo, sì. Era la prima roba che mi è venuta in mente. Rugs. Good morning, poor. Guarda com'è bello qua. Primroses. Cioè, non l'edera, l'edera fa schifo. Le case sono belle. My mummy taught me. We kept them in a book at home. Do you want to buy flowers then? Thank you, but we like to pick them in the wild. It's our thing. I understand. Il bambino? Ugo, che piroetta! The rest. Buonasera, buonasera. Look at the colors. Just Bellissimo. imagine the clothes you can make with this. The most beautiful clothes, you can be sure. Are you interested in any? No, I'm grazie. interested in too many. This is some really beautiful furniture. Sta lucidando il tavolo? I had a closet like that to O sta my own. disegnando segretamente un I cazzo? like to hide in it. Of course you did. From the cold, pelts, furs. Ma in mezzo alla strada deve mettersi a fare sti mestieri? Un bel vaso magari potremmo portare alla mamma. Guarda come spennella lui. Permesso? No. Peter Persian Rugs. Oh! Alcol! Butta giù, butta giù. This wine. Wine. Present for your father, maybe. Non ce l'abbiamo, il papà è He loved morto. this wine. Well, he was a very fine man then. He was. Thank you. Però adesso è morto. Adesso sono triste. Abbiamo il papà morto. Cistercian wine, the finest. Sera. Oh! Ma che bel tonno! Tutto il resto è merda però, scusami. Guarda il bisatto, guarda il bisatto. Here, this mackerel so Hanno fresh, he's un ready pesce for bellissimo, tutto il resto merda. Ci hanno caccato pure dentro. Sardines, right off the boat. Appena pescato, insomma. Play! It's free! A Cosa c'è gift gratis? to our visitors from the Count of Arles. Eccomi. What do you say, lady? You look like a winner. She is. All right. It So how is do we play poor. this? Lutien, grazie per i 25 As mesi. many cups as you can. Got it? I'm in. I'm in. Ready? Like the fair back home, Amicia. Posso? Easy, l'ha detto, easy. Yes.
Lo so, lo so. Aspetta, che raccogliamo un po' di vasi. Buono, Guarda che numeri. Bastardo? Ok? 1. Manca uno. What did you expect? You're our best player today. And you didn't even use your sling. I think we have to get going. Thank you. Goodbye, sir. Non mi dà un peluche qualcosa? No, niente, vabbè. Grazie, La coccarda. Ci tenevo. È rimasto male, ci può rimanere. Permesso. Grazie. How can he do that? Well, his parents must be dragons. A man-dragon. Exactly. I'm sure Lucas could spit fire too. Of course. He's perfidious. Guarda, cosa c'è qui? Un lucidatore di cose. No, voglio vedere il fabbro. It's like the one we had at home. This one's bigger and warmer. You're looking at the best smithy in the region. He must be sweating so much. Sì, potrebbe anche non mettersi il cappello. Nemesis, grazie per i 14 mesi. Grazie a Nerd Lady per i 10. Già 10 mesi, grazie per la compagnia, grazie a lei. Let's go see our house. It should be right up here. Oh, we can share my room if you want. Don't you want your own? I don't know. But that way we could invite each other to our rooms. Yes. I love this place. Quella è casa nostra. Me too. That's just how it is since the Che non lo vedo più la banderuola. È quella lì. Musica. Oh, they're playing music. Oh, I can't see. Ti do una mano io, piccolino. Hey, you know what? I'll put you up on my shoulders, all right? Oh, yes, please. Here we go. Rinnovati per il treno. You're feeling all right up there? Yes, I can see everything. Il primo è molto bello. Yay! Yeah! Tutti che applaudono fuori tempo, però che disastro. This music is funny. Yes, but it's great. They're so good. È anche un po' tarantellosa ogni tanto. All right, young man, we should go see that house. Oh, already? Yes, Mother must be waiting for us. I wish we could stay a bit more. We'll come back. Me lo porto qui. Ok. Are we going back to the market? The house isn't this way. Allora di qua? Ah, non era quella? Oh. Sono stato fuori Branduardi. E la pulce d'acqua che non ti rubò. Bad things? Everything that's happening outside. I think they do know. They just feel safe here. You will too. Domani mattina tutti morti. 100%, l'ha detto. Hey, I'm going to put you down for a bit. Let's pick up the pace. Yes. Signora, ma cosa sta facendo? How big it is. I just hope they have real Con questa beds. scopa. I hope I can see the market from my room. A king's room, of course. Of course. Ah, una chiesa bellissima. Ah, è quella lì la casa nostra, Someone's no? had a long day. Ah, ok. Hey, you're back. So how was it? They've got everything. It's true. Gabbiani che cacano. Sure. We need some fresh herbs. Che bellezza deve essere. Il Colosseo! Siamo a Roma! Au! Namu! No, non abitano nella chiesa. Sul fianco. I think we can call it home. Yes. Home. It's I haven't France. said that word in a while.
I'm glad we came. And I think someone needs to take a nap. I'm not tired. Sure. Let's go see inside. I galli, oh! O l'arena di Verona, è vero, è anche un po' l'arena di Verona. This is our door. Ooh, it looks quiet. And it's less hot here. It's nice. C'hanno le palme, c'hanno. Ready to come inside? Sì, vai. Yes, lead the way. We're home, Hugo. Our new home. Let's take a look around. Yes. All right. We'll do that later. Mother, where's Hugo's room? He's exhausted. Upstairs. The bed is ready. Thanks. Come on, you sleepy beast. Sleepy Beast. Oh. You must come, Amicia. Come where? Ah, nel sogno. The island. You'll be healed there too. Healed? Well, that would be nice, I'm sure. It will be. You're thinking too much. Sometimes it's better just to trust your feelings. I'm trying, but I get stuck in the logic of it. Substances obey natural law. The macula does too. You don't need logic, Lucas. You just need to be human. Maybe I'm just not very good at being human. You are. This is why you have doubts. Attenzione, ricordi. Ci fa vedere cosa fa Ugo? Amicia! Amicia! He had a nightmare. The macula. It's the shock. What happened today must have woken it. We had 6 months of respite after he passed the second threshold. Sono passati 6 mesi, quindi. But the balance of his blood is very delicate. Amicia, go with Lucas. Magister Vaudin is somewhere in this town. Find him and tell him to come quickly. Right away. Amicia? Brava. I know. We'll be careful. Preso la fionda stavolta, non si sa mai. Del Vix, dici. 20 secondi tranquilli, sta ragazza, no, no. I should never. It's not your fault. How can you be so sure? You can't control what happens in his blood. No, certo, però era meglio non infilarsi in un posto. Will this Magister Vaudin really help? The Order has been studying the macula for centuries. If they can't, I don't know who can. Lord, protect him. La musica non fa ben presagire. Why hasn't Vaudin shown up already? I think he's just being discreet. The Order works like this. Someone must know about him. Let's ask around. Here, a town guard. I'll ask him. Chiedi, chiedi. Dottore! Hello. Excuse me. Would you know the whereabouts of Magister Vaudin? I've heard of a Sir Vaudin, not a Magister. Try the marketplace. There's a couple of florists there. I think they deal with him from time to time. Thank you. Thank you. Sì, ma lui non sa un cazzo, abbiamo chiesto la guardia più sfigata del posto. Good. That's a start. I should have known. Un po' di tempo per ballare ce l'abbiamo. No. We came by the florist earlier. It's somewhere around this marketplace. Ah. Ok, allora so dove devo andare. No. Di qua. You're sure you remember where this florist is? Sì, 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 è qua, è qua, Maybe è we qua. could ask someone. È qua, è qua, è qua. Hello again. Oh, it's you. Looking for flowers for the little one? Actually, I'm looking for Sir Vaudin. I believe he's one of your clients. He's my husband's client. He's the one who deals in medicinal herbs. Oh. But Morton should be right by the fountain. Just tell him I sent you. He's wearing a brown tunic. Brown tunic. Thank you for your help.
C'è una fontana? Let's hope he tells us. He will. Non so dove sia la fontana io. Chiedo a questo signore. Excuse me, sir. Your wife sent us? Come? What No. does she want now? I'm busy cleaning this mess. No, It's non è not lui. for her. We must find Sir Voda. Him? But he doesn't like to be bothered. Just like me. Listen, my brother is very sick. We need him immediately. Per strai? All right, all right. I don't know precisely where, but I think he lives close to the arena, down there. Ecco la fontana. Don't tell him I sent you. Don't worry. Thank you. Right, let's not waste time. All'arena. Oh, bellissima. Dove sta arena, mo? Ah, l'arena, è questa l'arena, quella di Verona. How are we going to find him? There's mischief in the air. I can feel it. Signora, c'ha ragione. Loca! It's a slum. Quack, quack, quack. The order's not poor, so what would a magister be doing here? Probably hiding. Probably. Amicia, that symbol on the wall. The order? Yes, he's in here. No one gets in. The arena is off limits. Why is that? Because the Count of Provence said so. Get going, please. Listen, I really need to pass. It's all right. Come. We'll go around the arena. Now's not the time to argue with soldiers. Let's look around. You're right. Sorry. There's a door up there. Oh! Ah, scusa, sto guardando il ciucco. So, ready to break the law? Ah, Madonna, sì. Vai. Come on. Grazie, Yusam. Is it? The bite, yes. They've locked the arena down. They let them die here. It's starting all over again. Not starting, spreading. Hugo, we brought it here. Let's find Magister Voda. If he's not dead already. I can't believe Asia, buongiorno. Fica il gioco abbastanza. They must be from the slum outside. Guarda, gente. Maybe nobody cares. Maybe. Quindi abbiamo portato qui Ugo, che ha portato i topi, che ha morso la gente. Here, another symbol. Well, let's get in then. 5 secondi che sono arrivati, effettivamente è un po' eccessivo. Look, an opening up there. There must be a way to climb up. Ah. This could help. I'll give you a hand. Spostiamo il pollaio. If Vodan's here, he's in trouble. He knows the bite. He must be avoiding the sick. Lucas, if all these people here were bitten, it means... Maybe not. A sick person could have walked it inside the city. Speriamo. Sei un po' diretto con Ugo. Che antiquariato. Please, no. People, shh. What now? Where is he? Oh, I don't know him. I swear. You piece of not good. He has a helmet. I can't do anything. What do we do? Let's just pass. Not a sound. You're alone, and I have all the time in the world. Just talk to me. That brute is not a soldier. He's dressed as one. Not a single coin. No. How many are there? Man, if I find him, I could ask for a reward. Amicia, he'll see us. I'll make him move. Thank that bastard Count for letting you die like a dog. Quindi sono delle persone vestite come cosi. Come si chiama? Come soldati, ma non lo sono. What the? Cazzo. Must have been nothing. Ho sbagliato. Sounds like a whip. Not sure I want to know. There is again.
Dio, più bello il primo, abbiamo iniziato da un'ora, mi sembra un po' eccessivo. Any sign of the doctor? A doctor. Now Rodan's pretty good at hiding, I tell ya. Ah, stanno cercando anche loro il dottore. The boss fears. So they're after Vodan too. They think he's a doctor. Oh, just our luck. What if he's here? He didn't make much effort trying to cure these people. Look at that. They're poorer than us. Not a coin. Then stop looting and look for this bloody alchemist. Ah, someone will find him. Get a hold of yourself. Merde. Ok. I better see what's that sound. Buona. Well, it was nothing. We got trespassers! Oh no! Close the door! Ah, ti è succa. Risolta. Risolta. What the hell? Che è? Spussa? Ma come, scusami, come hanno fatto a nascondere tutti questi cadaveri? Up there. Looks like it leads back inside. Let's find something to get up there. Quick! Madonna. Mi sta piacendo molto. Oh no, don't eat them. We must get out of here. There's some sort of half-cart here, but it's not high enough. I think they were moving the bodies with it. Ah, questo dice. Qua c'è roba, ma non so se riesco a toglierla. Forse con la fionda? Spostati, scemo. No, infatti. Ah, guarda. Oh, that cage up there looks the right size. It's full of bodies. Oh, let's push it. It's a massacre. We brought it here. Capito? Ma no, non è vero, dai, è impossibile. Saranno morti da una vita. Yes, but they would have seen it coming. Wouldn't have changed a thing. No, non facciamo così. Ho sbagliato allora, ok. Per salire qua magari. No. Dove cazzo va messo sto carretto? Ah, ok, di là, ho visto adesso. Come faccio a spostare una gabbia piena di corpi? Beh, vabbè, c'è sono le ruote. È la fanga il problema. Ti è arrivata, Roby? Come ti trovi? Let's go, quick. There's so many dead already. Like it's one step ahead of us. Yes, but none of them look devoured. No, hanno solo la pestinenza. I think they were keeping count of the dead. Non credo sia stato Ugo, dai, non è possibile. It's stuck. Come on. Madonna, quanto l'hanno infilzato sto coltello. Well, let's keep going. Through there. You don't use blades against people. I did. I had no choice. A blade is silent and quick. It's what we need now. All right. It's up to you.
Consiglio delle robe sulla cam? Certo, la trovi lì. Ho sbagliato tasto. Trovi lì comunque. Ah, sto anche meglio con un po' di luce in meno in realtà. A posto. È la Logitech Streamcam. Akira 23, tanti auguri a noi. E anche a lei, grazie mille. Because if these people fell ill, it means some must have been bitten. I've seen no signs of attack. Not yet. Anyway, let's go. No, si pronuncia bad. That doesn't sound good. Hey, crows! Anybody want some roasted bird? Archer, up there. You just shot a dead body, you idiot! Oh, come on! They moved right when I shot! Stop playing and keep your eyes open. Or you'll be explaining to Arno why we're empty-handed when he arrives. Mani vuote? Ah, di corvi? We come here looking for a damn alchemist. We find a mass grave. But it's fine. Let's just stay here waiting for death. Stanno cercando l'alchimista e hanno trovato un sacco di morte. Si va da sinistra dove... Who's there? Trespassers here! Merda! Join me! Stop these intruders! Run out! Search the area! Alright! Non so se siamo ancora dentro l'arena, mi sa che siamo entrati e usciti. No, non è l'Inghilterra, è la Francia. Però parlavano tutti inglese. Britannico. British. Where they go? C'è uno stronzo qui però. Slippery little bastards. No! Maledetto Bron! Ollies, what was that? Get it together. I'll find a thing here. Se ne andrà. E allora vaffanculo! Stealth! Niente. Sono vivo! Tiè, scemo! Ah! Ah! E niente. Soldiers turned bad. That doesn't sound good. Hey, crows! Anybody want some roasted bird? Archer, up there. What's that? Ma mi vedono? Ma come fa a Keep an vedere? eye out. They're coming this way. Ah, ho sbagliato! Over here! Don't let them get away! They're upon us. Hey, some bastards here! Catch them! Questa è la porta? Oh oh. Ciao! I miss it pure. My bad. He saw me? No. Ok. Branco, grazie per 29 mesi. Tanti cuori anche a lei. Volevo lanciare il vaso lì e l'ho preso in testa.
Poor child. Stealth. E allora? Never mind. Ah, sì, mi ricordo. Grazie Ananas per gli 11 mesi. That's gotta be you. Cazzo, ce n'è un'altra! Easy to That's gotta be you. Muori! Muori, zitto! Shh. 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 You did this. What's that? Dai, yes! Yes, we made it. We did. But I'm weary of thieves, murderers, mercenaries, all the bloody scum that keeps getting in our way. Chaos rules our lives. They're part of it. And you're getting better at handling them. I see it. You were pretty discreet back there. Well, better to let live and not risk dying myself. Il modo in cui affronti la situazione influenzerà l'evoluzione dei talenti. Ah! Quindi se faccio tanto stealth divento più brava nello stealth. Se faccio molto l'aggressive. Ok, mi è arrivato un bonifico. Ah, ho capito, ho capito. La seconda tu sei l'approccio degli strumenti che usi. Ma bellissimo! Bello, mi piace molto. Mi piace molto. Dov'è il mio telefono? Eccolo qua. Mi ha rubato un bonifico. Sì, ma da chi? Da Axifattura, sì, però vorrei capire. Credo sia Twitch per la live di Lavazza. Spero, perché sennò non ho idea. No, non è. E allora non lo so. Vabbè. Si sta a vedere, voglio vedervi io. Ricevere bonifici. You smell that? Dead bodies. What is this place? A hospital. Opportunismo? Questo? È con l'alchimia. Munizioni alchemiche più rapidamente. I think they used to live here. No wonder they all fell ill. Ma quanta gente è morta? Scusami, nessuno lo sa, ma mi sembra un po' impossibile. Can't get used to it. Oh, i bambini morti, no. Sento qualcuno che sferruzza. La puzza la sentivano. Ho capito. E poi come fanno a non trovarlo il signore? È qua. Please tell me this is it. Ma sì, è l'unico posto illuminato. C'è uno morto ubriaco lì o è morto e basta? Lo consiglio il primo capitolo, sì, è molto... It's a whole city. The symbol. He's in that tower. He has to be. Has to. Lucas, crossing this mess won't be easy or quick. It's the order. A High Magister would just live in a high tower, no? Let's just get there. Quindi dietro le mura dell'arena c'è un'intera città di gente morta. Ah, non può essere stato Ugo allora.
Siamo nel 1300 in Francia. You sure about this? Well, it's the only way. Just be careful. Inoki, buongiorno gattone, mi potrebbe dare una benedizione per far ottenere la casa al mio ragazzo il più in fretta possibile? Certo, tanti auguri. Scusi signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 19. Vedo, queste strutture, facciamole fatte come Dio comanda. Can you stand up? Ragazzi, è la peste comunque. Il gioco si chiama A Plague Tale. Secondo voi di che parla? Calm down. We're not with those men. You live here? Yes. Sei sicuro di voler vivere qui, amico mio? Vacca boia. What is that? They're here. Don't drop the torch. As long as you have it, they can't hurt you. What do they want with me? Come to us. We have to go back up. The sun will protect us. Calm down. You're safe in the light. All right. Where do they come from? There's more coming. A lot more. Keep moving. There's too many. Don't stop. Ignore them. Keep moving. Yes. Vado! Is there a way out? I don't know. It's too dark. Don't quick. Close it. Help me. Hold. No. We're done. No. We've got light. We're safe for now. We're safe. We're safe. Calm down. Ok. Keep hold of me. You think we can get out of this? We must. Let's go carefully. Sì. I knew it. I told you they were here. There are millions of them. How? How can there be so many already? Hugo, they're here for him. Ah, lo seguono. Ho un po' di fame, ma questo è slegato dal fatto di quello che sta succedendo nel gioco. That will hold. Look, they're climbing. What? How? This is so bad. We get to that tower, get Voda, bring him back to Hugo and leave. My materials. I lost all of it in the fall. We'll do without. Yes. Please don't drop that torch. beh. Grazie del consiglio. That wall, but I'll need my hands free. No choice. I can't believe we're leaving the torch behind. C'è un'altra torcia, tranqui. Nasty filth. Ah no, un bastoncino. Let's use a stick. It'll burn fast. We'll keep a E allora muoviamoci veloce. Very straight. Ah! Lucas, when night comes. Yes. Nothing will stop them from getting out. Oh. Ah, aspetta che c'è un altro distributore di bastoncini. Andiamo. We really must get to higher ground. Fire's doing all right. The high ground. For now. Pipipiri, pipipiri. Pipipiri. Ok. Good. One Okay. brazier at a time. We can make it. We're making it. There's a ladder. The light doesn't reach the ladder. The lock on that chain looks weak. I see it. Yes. Well done. Let's go, quick. Che schifo, oh yeah. Higher ground.
ground. That's better. High ground. Need to take a breath. Breathe fast. It's over, I don't know how long it's Anakin! going to last. Really? A beam? It's the only way. Right. Steady. Wow. Equilibrio. Just Equilibrio. don't rush. Cazzo, ma è pieno lì. No! Vabbè, sei morto. Sei morto, mi dispiace. Mi dispiace, sei morto. Per me sei morto. Non mi interessa. Ciao. È morto, è un ragazzo giovane, è morto. Stay calm. You're fine for now. I won't let you down. You know it. È morto. Morto. I laugh like a demon. Me? No. He's gone. He's dead. Good. That will do. Guarda, There you go. Che sculato. I'll try to join you. I'll need a stick to get across. Ciappa. All right. Be fast. Bravo. Be brave. And don't fall this time. You can do it. Don't panic. Too late for that. È morto. Too late for that. Beh, sì. That was horrible. Thank you. Please stop giving me cold sweats. Let's keep going. We're getting closer to sunlight. Maybe we'll get out closer to that tower. I can't wait to hear Magister Vaudin's plan of this. It better be a damn good plan. Insomma. Oh no. We're going down again? We are. It's a joke. No. And Hugo's condition gets worse with every second we spend here. Your mother is with him. He should be fine. No rats? No, but they were here not long ago. Look at these bodies. Fresh. They're close. Careful. Comunque, a parte quella parte stealth iniziale che non sapevo dove cazzo andare, è veramente una bellissima esperienza. Oh. What is that? Un elefante? It looks like an elevator. It could be a way out. Per l'arena. C'era un elefante qui. What is that thing? I read about this. It's an elephant. From Africa. Romans used them during circus games. It's enormous. Look at its teeth. This is surreal. Yes. There's enough bones around. Let's get out of here. Bello, bella idea. Allora, devo girare la ruota. Che? Ah, sì, deve arrivare delle spedizioni. Sul pass, sì, sì. Sulfur. It's a smithy. E rinnovate senza motivo, così, disinteresse proprio, ve lo I'm going to dico. need you. Sure. Sea of Thieves. Move the anchor. Beep, 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 beep. Do you hear that? Oh no, please no. Ah vabbè, ma tanto noi che ci frega. We're stuck, Lucas. No, no. Look at the platform. The brazier. It looks big enough to light the whole room. How do we set it on fire? I don't know. Saltpeter, sulfur, alcohol, whatever we can find. Fine. These rooms are open now. Maybe we'll find something. Come? Ok, non salgono per di là. That's sulfur, right? Yes. Some spilled on these planks. The chest up there might contain more. Fresh sulfur would be perfect. Let's get up there. A crank. Grazie per Cross XL per i 17 mesi. You're doing all right? Having the time of my life. Ok. Better time of my life. Of course. Ah, giusto, devo dirgli a lui. Good idea.
No. Dico a lui di fare questo, scusami. Lucas, that's your job. Of course. Vai, Lucas. Ci abbiamo mica a cazzeggiare qui. Ma io non potevo arrampicarmi su di là, scusami. Ah, no, perché era basso. Ok, adesso abbiamo questo. We're losing time. Osta, scusami. Ok, Lucas, basta. On your go. Molla. You can stop now. Naturally. Ok. We need to move faster. I'm worried about Hugo. The tower's not that far. As soon as we find Rodan, he'll... We don't even know if he's in there. And with the rats. And those mercenaries. Hey. One thing at a time. One thing at a time. Bravo. Bravo, bravo Lucas. Bravo. Sono contento che non sei morto. Step by step si fai tutto. Si fai tutto. You were right. It's sulfur. Yes. Now that is very good news. Ok. Zolfo. All right. Zolfo c'è. We need a second element. Then we'll craft an ignifer. Remember? Ignifer. I forgot about this. Let's check that other room. Sì, ma non questa però. Non questa. Wade, buon salve, buon mesiversario anche a lei, grazie mille. Bastava spostare la scala. Effettivamente non era un'idea malvagia. È una scimmia? Maybe in that chest. All right. Let's try to keep these rats occupied first. Don't fall. Thank you, Lucas. Povero Lucas, cerca solo di aiutare. Posso far cadere questo cadavere? Sì. Good. But it won't be enough. Cosa devo fare? Ah, dovevo... Ho sbagliato, aspetta allora. Ok. No, non mi fa andare. Ha detto che non basta. Perché non basta? Devo svasare i vasi? Non lo so. Che devo fare? Non mi vuole far scendere. Ma fammi ripassare, vediamo che succede. C'era un altro maiale, non l'ho visto mica. Ah, eccolo lì. Bravissimi, che occhio. It looks safe. Good. Let's get to that chest. They still look like they haven't eaten in a million years. So, what's in it? Alcohol. Yes, that's good. Very good. Come back. Ok. Un'altra cassa illuminata? No, ho preso tutto. Ho preso tutto. Good. Ok. We have sulfur and alcohol. It's one of the best bases for an ignifer. Highly reactive. Mix them together. Ignifer. I love that thing. It's a lifesaver. Done. Shoot it at those embers with your sling and, well, hope that it works. Ah, ho capito. Basta che faccio così e così. Boom. Wow. What the hell? That was highly reactive indeed. Thanks, Lucas. That ignifer will be more than useful. Now, let's try to get that platform down. I think I've seen other cranks around. We'll have a look. Boom. Però lo userei con parsimonia. Allora, lì si va. Vedo. Poi anche di qui si va. Yes. Let's try. Vado. Wow.
That's a lot of antique jars. Ragazzino alchimista, sì. Ah, ok, mi dà altre cose per fortuna. War never change. Ok, buona. Buonissimo. C'è una via lì, aspetta. Un po' scomodo cambiare cose così, ma... Però non posso passare ancora. It could concentrate the effect of an ignifer and release it on impact. Go on, try. Let's hope it works. It's done. Throw it to make a brief fire. It'll get us across, but we'll have to be quick. Now! Yes, move. Ma non mi brucio il culo passarci, scusami. Pretty easy. You just need a pot. Ok. Tranqui. Risolta. Si può giocare senza aver finito il primo? È un seguito diretto. Right. Let's move this beast. Oh, that thing is too heavy. That's what the crank on the other side is for. You need 2 people. All right, you stay there. I'll go man that other one. I'll wait for your go. Buono. Ok. This is it, Amicia. Hopefully. If someone had told me we'd have our own circus games. If someone had told me the world was about to collapse again. Cazzo. Meglio bruciarti quello che morire mangiato. Insomma, non so mica, sai. Pages. They had more beasts in there. I'll bring help, Hugo. I'll find this photo. But you have to hold sono on. proprio pieno di vasi. I'm doing my best. Vediamo. Devo prenderci lì forse. Vediamo che succede. Ok, e adesso devo usare il vasetto qua. Buona. Adesso devo usare questo lì. Perfetto. Easy! To the crank now. Time to get that lift down and get the hell out of here. All right, Lucas. I'm there. I'm waiting for your go. Fortuna che sono andato prima di là. Ok. Easy. I can't believe it. Thank the Lord. I saw poor in the first game. This is it. On your word. Andiamo? Go! Do you hear that? That might be the brake breaking. Let's get to the lift. Quick! Dai. Steady. It was horrible. How did we do this? With exceptional skills and resilience. And our brother, Hugo, can control the rats. It's starting again. Do you realize what that means? I do. But we've been through this before. You saw how they charged us. The way they move. They're faster, more agile, more intelligent. But we made it. Sono ratti 2.0 questi. Magister Verdun. With the order by our side, we won't have to face this alone anymore. I really hope that you're right. Vado. Please tell me we didn't stray from it. Adesso siamo in un'altra città. Yes, the tower. Arnhem. We got a bit closer, no? A bit. But I'll take that. Scatti. I see no sign of those mercenaries. Let's hope it doesn't mean they found him. Let's just hurry. Non hanno trovato una città. Succede. Daniele, complimenti innanzitutto per tutto quello che fa. Grounded e Subnautica però sono le mie serie fatte lei che preferisco. Questi inizi di recuperare il primo in questo gioco? Sì. Recuperatevelo, è molto bello e vi aiuta anche per capire qualcosa del secondo, che io faccio un po' di fatica. Adesso devo rileggermi la trama. A vegetable garden. Oh, look at that.
A che cosa? Oh, una piantina? Amicia, you should come see this. I think you'll like it. Hey, what are you doing here? Whoever planted it won't see it grow. Hugo will love it. I'll keep it there. Like Dai, tutto before. sudato gliela porti, che schifo. Well, thank you. Let's keep going. Ci prova nel frattempo, ragazzino. Sei sexy. I wonder how the Count of Provence hopes to deal with this mess. People seem to think he doesn't care much. His army rules for him. Which doesn't prevent those mercenaries from wandering around. And we thought the place was safe. Pensate che giro di violino. Un coltello, bene. Secondo me no, Melgant. Magari se l'è incollato. No, purtroppo non me l'hanno mandata la 4,90, però la sto aspettando con ansia. Dovrebbero mandarmela. Mi hanno mandato la 2000, la 3000. Vuoi che non mi mandino la 4000? Sì, farebbero bene. Che scatticchio. We're getting really close to the tower. One last push. La madonna, quanto è pesante quel pezzo di legno. It looks like the safest place anyway. If the Order still has that power, maybe they could save Hugo. Ne dubito, però va bene. Che poi, scusami, l'ordine gli ha dato la casa a loro. Però l'ordine è qui in mezzo alla merda. Quindi vuol dire che non è stato l'ordine a chiamarli e dargli una mano. Mi verrebbe da dire. How many people died here? In such a packed place. Locked down. The bite probably took them all. They've been condemned. Arrives to get him out. Tell your men to stand ready to storm the tower. Didn't you hear? We have men missing. Something is going on here. Let's go get the alchemist and leave this bloody place. We wait for Arno. It's an order. All right, your call. He really is in the tower. And they'll storm it soon. Lucas, this is our last hope to save Hugo. Yes, we must get Magister Verdun out before their chief arrives. Come on. Che cazzo mi ha visto, scusa? Porca miseria, il cecchino! Grazie Giuseppe per i 31 mesi. No, noi siamo venuti a incontrare l'alchimista. Però secondo me non è stato l'alchimista. Sì, è un gioco stealth, Senjiki. Vabbè, anche se mi vede cosa me ne frega. Vieni? Cazzo, c'è la torcia lui, è vero? Posso prendere la sua torcia adesso? No. La madonna, sia lo stealth che i ratti. No, niente. No, non ci ha mandato la moglie dell'alchimista, ci ha mandato la moglie di uno che conosceva l'alchimista. Yes, we must get Magister Verdun out before their chief arrives. Come on. Shit! Run! Run! Rats! They're coming! What? I fear the light! Find light! They're getting out. They followed us. No, we don't have
Che cazzo di giro devo fare? Vediamo se riesco a beccare con il bastone quel trabiccolo lì. Ok. Ce l'ho fatta. What the hell are we supposed to do now? We wait for reinforcements. Hold the place. Hold it against bloody rats! Hold it, that's all. Stop panicking. Secondo. Stand the light and you'll be fine. Move over there. Stay out of sight. Intruders here. Follow me. Let's catch them. Pensavo fossero passati di moda quei giochi nella nuova gen. Ma di che parliamo? Dei giochi stealth? Amicia, no! Perché? Yes, Binge. And you? They'll storm in soon. Lucas, this is our last time to save Hugo. Yes, we must get. He's coming here. Ma han visto, sì. Mi sfugge qualcosa comunque. Perché ci vedono loro. È un problema quando ci vedono loro. Non è che possiamo fare chissà che. He really is in the tower, and they'll storm in soon. Lucas, this is our last time to save Hugo. Yes, we must get much. È brutto questo train error però. Come on. E come gliele spengo le torce a loro? Perché ci ho pensato anch'io a spegnergli le torce, ma come fai? That poor boy. Ci spero così. E con i sassi, così li colpisco la torcia col sasso. Wait a second. Someone's here. Intruders in the area. Get on the move. Grazie a Tiberius per 57 mesi. Damn rats. Dead. The killer's around. Easy to find you. Porca boia. E questi c'ha l'elmo. Non sono sicuro. È molto bello Fallout, è molto bello. È che ci sono un po' di passaggi come questo che mi danno un po' fastidio, perché non capisco quello che il gioco vuole che io faccia.
have to escape now! Arno will know what to do! What's wrong? You'll never make it here with You them can't around. reach me. Eh? I saw something move over there. Forse un'altra via. Certo, però non so come, capito? Damn it! Adesso mi mangiano i topi. Quelli senza elmo li elimino facile, ma non sono loro il problema. They'll storm in soon. Lucas, this is our last hope to save Hugo. Yes, we must get Magister Verdun out before their chief arrives. Come on. Sono quelli con l'elmo il problema. Rats! They're coming! What? I fear the light! Find light! They're getting out. They followed us. No, we don't have time. We have to escape now! Arno will know what Try to and do! get me. He'll never make it here with them around! Con l'incendiario ho paura che faccio casino. Forse adesso si è allontanato, vediamo. What the hell are we supposed to do now? We wait for reinforcements. Hold the place. Hold it against bloody rats! Hold it, that's all. Stop panicking. Stay in the light and you'll be fine. Oh, hai detto niente. What's wrong? You can't reach me. Ok. Mi serve un bastoncino però, che non ho. Fuck. Qui si può andare. Bastoncino, ok. Cosa c'è là? No, c'è lui, cazzo. Ma che passa? Ragazzi, io continuo a non capire come si fa a spegnere la loro torcia. La fate così facile. Non lo so se posso fargli cadere la torcia con la fionda. Lo state dando per scontato voi, ma non so mica, sai. No, ci ho lisciato, veramente. Vaffanculo. Pare che ne ho sprecati due. Cretino. Oh no. Io lì come passo, mo? Merda. Non ho tempo, uso il vasetto. Tipo questo non li attira, eh? Pare strano. Vabbè. Nel primo si poteva colpire con una munizione apposta per spegnere le fiamme. E non ce l'abbiamo allora. We're safe now. You did great. What's wrong? Verdun is somewhere in here. We did it. Lui è un hobbit comunque, guardalo. Appena uscito dalla contea. Those last months on the road. After all that happened in Guihen, Hugo was always worried that it would start all over again. But everything was so nice and quiet, and so I told him that maybe it was over, that the worst was behind. We all hoped it was. Are we gonna tell him now that the rats are back? That the bite And is the rat killed came hundreds? back. And this new home that he likes is already dying. I'm not ready for this. No one could be ready for this. But soon we won't be alone in it anymore. We'll have the best alchemists by our side.
Good? Good. Now look. Grazie Ripano per i 20 mesi. Sì, però chi ti dice che è qua? Non è che se c'è la chiesa, il coso, allora è qua. No, si pronuncia. That's an entrance hall. How do we get upstairs? I see no door. These sorts of iron bells. Look, they bear planet symbols. And here, the sun sits in their center. The order of the planets is not right. How does the whole thing work? There are locks for a key under each bell. It's one big mechanism. But we don't have a key, so... I think the key makes each bell pivot. But your sling may do the trick. Let's try from the left. All right. From left to right, the correct order is Jupiter, Mars, the Sun, Venus, and Mercury. Okay. Jupiter's symbol looks like a Z, like for Zeus. Questo 3. The last one is Mercury, god of commerce. Ah no, aspetta. Mi ha detto che il primo deve essere la Z, mi ha detto. Oh. No. Fi. That's it. Ok. Jupiter. What's next? To Jupiter's right is Mars, the god of war. It's a shield crossed by a spear. Spear, shield. Vai. There should be a circle with a line going through it. Ci metto 2 ore a caricare, ok. No. Eccolo il God of War. That's it. Venus is the first to the right of the sun. It's shaped like a necklace. Necklace, va bene. Look for a circle with a line going down. Buona. Eccola qua. Venus. Mercury's symbol is two Ale. snakes. That's all of them, I think. Yes. Oh look, that wall's a door. Che scomodità comunque. Ma normalmente come facevano a girare le campane? C'era un signore con un bastoncino? La praticità dov'era? O con la pistola d'aria compressa? Magister Vodun, I'm Amicia de Rune. The daughter. That explains why those brutes downstairs are so quiet. The Order was quite impressed by the way you put down the Inquisition in Guyenne. Sì, c'era la serratura, non avevo la chiave, ma... Have a choice. Not a choice. Questa situazione... That of a carrier's protector. A what? A protector. Your function among the Order. Wait, I'm not. And you are? I'm Lucas. I'm an alchemist too. An apprentice. Does your Magister know you entitle yourself? Who cares? The macula's woken up again. My brother needs your help, and the rats are already there. Control your flame, Protector. Others are burned in it. Ok. Take my Signore bag. preservativo. Let's go see that carrier. Ah, così andiamo? Lui è tranquillissimo, lo stanno cercando tutti. Gente che lo vuole ammazzare, scannare tutto quanto. E lui, vabbè, andiamo. Con la candelina. Ah, c'è così. Magister Vodun. Where is he? Upstairs. Con questo goldoncino in testa. How are you doing? I'm scared. Hugo, this is Magister Vodun. Hello. Ciao. We should start immediately. I will need silence. Così. Mother. I'll handle it. Lo esorcizza? Che deve fare? No, voglio vedere, che fa? Un fardello di sangue. Lucas, come, right now. Coming! I heard Hugo cry. What's going on?
He didn't react well. He's having a seizure. What? Mother, you must stop this. We don't know this man. Amicia, this sort of thing was always likely. And this man is an exalted member of the most ancient Sì, ma mi sta un po' sul that cazzo, exists. posso dire, signora? The Order knows the macula. Hugo is not alone. I'm here. We need Nightshade as soon as possible to calm the tremors. There is a herbalist in the outskirts of the city. It's at the other end of the Butcher's District, at the edge of the forest. You'll see. Of course. I'm coming. I feel useless here anyway. Foul rain. We have a long way to go. Let's not waste time. Che bello però. Almeno va via un po' la puzza. Things are getting worse and worse. I know you're worried, but you should give Magister Vaudon some time. Time? To do what? Make Hugo feel even worse? In He's effetti. conducting tests. But he knows what he's doing. He's the most competent in his domain. Oh, enough of that! He's been treating my brother like an animal! No. We need another solution. Eh sì. Like Come? this island Hugo dreams of. A dream? What can we do with a dream, Amicia? Just keep caring about him, please. I care. But it's not enough anymore. Oh. Dovrebbe esserci anche il primo sul Game Pass, sì. Everybody's gone. I think it's through here. I can't believe they blocked the way to the arena. What's happened down there? All right. I don't know. Our gate should be over there. Smell. It stinks. La sentono la puzza allora. That means we're on the right path. There it is. All right. You ready? I'm ready. Yes, let's go. Let's go! L'hanno tolto? Non so, controllate. C'era però, mi sembra strano. Non c'è sul Game Pass, l'hanno tolto da poco, ma pensa tu. Che strano. Si sono presi il secondo e non hanno lasciato lì il primo? Ugh. Rotten flesh. Yes, it's the Butcher's District. It's the shortest way to the herbalist. Come on, good people. I've got all the poultry you could ever want. Scusami, ma per una gamba sola, ma che cos'è sta roba? Che disastro. Looks tasty for sure. There's the city gate. We're not there yet. And Hugo might even be getting worse right now. Let's hurry. It will be all right. Sangue dappertutto. Oh, che porcilaio. Pollame? C'era il pollame, sì. What's going on? Let us through. What's this? Nothing good, it seems. This district is now closed on the authority of the Count Victor of Arles. For your own safety, do not try to get inside. You can't keep us out. No, Hugo can't wait. There might be another way in. Tell us what's happening. Dove? My children are in there. We know something's going on. Brava signora. Did people die? There's a back alley through there. What do you think? Dov'è? Dove me lo dice? Do you see a way in? Eccolo qua. Wait. Ah. Dove stavo andando io? Yes. Non mi posso spostare. Through here, Amicia. Andiamo, Amicia. Olè. It looks safe. Is it someone's home? We're just passing. In effetti. Oh, Però mi starebbe sul cazzo. Non è che se uno mi passa nel giardino allora va bene. Don't think, just hold your breath. No, c'è finita la faccia dentro. Oh no, don't tell me. Yes. Bah! I said hold your breath. I panicked. Oh, Lucas. All the living things. There must be
born from this. Why in the world would you think about that? It stops me from losing my mind. But it takes me closer to losing mine. Just think of it as matter. Per forza c'hanno la piaga poi, guarda qua. I'm going to vomit. Almost there. Don't slip now. Domandiamoci perché sono infetti e stanno male. Peggio di Scorn. Oh Lord. My boots are ruined. My The ground boobs? is soaked with blood. Like the arena. Oh, this whole place is just bait. La piaga è il minore dei mali. Un po' è vero. Ma comunque sempre 2 ne posso prendere. Ho capito. There's a cart in the way. We have to keep going. Ma la gente che lascia queste cose così, ma che vuol dire? Cos'è sto disordine? Scusami. No, not them, not again. We're going to need fire, quick. I knew it. They're already spreading. Now we'll have to go through No, them again. ho sbagliato. Just stay focused on getting the nightshade. Yes, yes. Ho mollato troppo prima. You hear that? There are still people around. They didn't Cazzi evacuate loro. the district. It's like in the arena. The fires won't be bright enough to let us cross. They came for the meat. Beh, sì. Oh, they need to move. They want that hanging carcass, right? Of course they do. They can't reach it. That bag. It's like the ones in the cart. Try hitting it with your sling. Cos'è quella roba lì? Ah, è salnitro. It normally preserves meat, but it's thick enough to choke the flames. Good to know. This is more saltpeter, right? Yes, a lot of it. If the people outside knew what's happening, they have family here, children. There's no way the army can hide that. It's gonna be chaos, Lucas. Yes. Lord, it's infested. Paul, let's leave now! Wait! For light! Townsfolk? I guess. How many are there left? Questo è salnitro, glielo devo buttare qua, secondo voi? Sì. That's close enough. Come, don't stay there. Wait, I'm taking some. This stuff is too useful. Bravo. All right. It's all yours now. I have it. Stay back. Grazie Neuromante per 25 mesi. Now the Poi fire. Yes. non c'era bisogno di fare tutto sto mestiere qui. Ok. Vabbè. That's it. Let's keep going. Yes, well done. Via. Per me di salnitro ne poteva raccogliere anche un po' di più. I really hope we find a herbalist in this mess. He's outside the city, right? So maybe he's safe. Maybe. Cosa c'è qui? Un coltello. Ah, uno solo ne posso portare di coltello io. Va bene. Vado. Three more down here. They didn't let go easily. Oh no, a soldier. Hey! What are you doing here? We're just crossing. No one gets out. Those are the orders. Vabbè, sti cazzi. You should be dead. He's going Addirittura. to drown. Amicia! Oh Lord. That was so close. You just killed a soldier of the army of Provence. I know. Why did he attack us? Perché stanno uccidendo gli infetti, forse. They're killing townsfolk. They're purging the districts now. Sì. Come back here, you bastard!
Oh, you won't go farther. Goddamn biters kill faster than us. He'll execute us on sight. It's us or them now. Hugo can't wait. We need that Nightshade pass. I guess you're right. Listen, you can use that zombie trinket. Ah, perfetto. Take this to Craftsman Extinguished. Grazie. Should be enough to put out that torch. Extinct done. Now shoot it at that torch to, you know, light up. Arrivederci. Get lost! Ah, si è salvato. Figlio di sultana. Riproviamoci. Arrivederci. Where do they come from? Really? Again? Ma... Fine. Let's see. Ah! Just nothing again. What's that? Once again. I better check. Who the hell are you? Sooner or later I'll find out to catch you. Cos'è successo? Bug? Bug. Va bene. Ok. Three more down here. They didn't let go. Ah, di nuovo. Hey, what are you doing here? Vabbè, io a sto punto mi fermerei qui. Tanto avrà salvato, immagino. Speriamo. Che bello che c'è anche un po' di trama. Bene, che così di mattina in mattina non ci dimentichiamo la cosa. Perfetto, ok, ottimo. Bellissimo, bellissimo. Allora, ci vediamo stasera con non lo so perché non... in realtà dovremmo andare avanti con il gioco di orrore, dovremmo andare avanti. Dovremmo andare avanti con The Dark Occult. Perché lo sto registrando. Quindi, vi ringrazio per le sub e le sub, la compagnia. Termosifoni. Molto schifo ma fan. Ai termos gli diciamo buon martedì. Arriviamo di soppiatto come i topi. Thanks so much also to my not Italian speaker friends. Sì, ho detto giusto. E buon pranzo a tutti.